chiesi cosa ne sarebbe stato delle persone che eravamo state nei giorni di quell'estate ormai trascorsa. Mi chiesi se anche noi non fossimo ancora intrappolati nella casa infestata, così come le voci e le facce nell'ombra e i piatti rotti. Se fosse stato così, se la casa avesse avuto la meglio, significava che non eravamo soltanto morti, ma che c'eravamo disuniti dai noi stessi ancora in vita, burattini anche noi. E per un attimo ebbi un pensiero confortante, che anche se eravamo vivi, esisteva un frammento, una scheggia della nostra anima, che era rimasta inchiodata lì, tra le pareti coperte di nuvole di muffe tossiche e il parquet mai incerato e malandato. Ce ne saremmo andati bussando sulle porte a vetri, scivolando nei letti dei nuovi inquilini, mangiandoci le unghie e grattando sui muri, ridacchiando, rovesciando i tavolini delle sedute spiritiche che volessero evocarci, inseguendoci tra di noi lungo i corridoi, di notte, per tentare di ritrovarci nel buio, per afferrarci e per chiederci in eterno, bloccati nella nostra agonia, che cosa ci sta succedendo? Dove siamo finiti? Cosa ne sarà di noi? Amiamoci di nuovo come facevamo prima, quando mi faceva male lo stomaco a starti vicino, non ti ricordi? Quando contavo i minuti che ci separavano, quando mettevo il vestito buono per incontrarti al mercato, quando avevi gli occhi che sorridevano e che guardavano me, dentro, dove c'era ancora la carne, il cervello, il pensiero, io. Il romanzo di oggi si intitola Amarsi in una casa infestata. Matteo Cardillo, il suo autore, ne ha letto un brano. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Siamo a Bologna, è l'inizio dell'estate. Il protagonista di questa storia, che è uno studente ormai alla fine dei suoi studi, sta scrivendo la tesi, si trasferisce in un appartamento che una sua amica ha lasciato. È una casa antica, decadente, e dalla prima volta che ci entra il ragazzo ha una sensazione strana, le pareti sembrano muoversi e qualcosa che lui conosce bene gli si agita nel petto. A casa sua quell'inquietudine fisica la chiamano la gatta forastica ed è una specie di segnalatore di qualcosa che accade in un'altra dimensione, che un po' protegge e un po' invoglia ad andare a vedere che cos'è. Nella casa di via 12 giugno vivono altri coinquilini, Samira di origini somale e Johan, uno studente italo-tedesco. Tutti loro diventano testimoni di fenomeni via via più strani. Si comincia con le cose spostate, ma poi arrivano le apparizioni, lampadari di cristallo schiantano a terra. Intanto, nella casa, la vita continua. C'è chi si innamora, chi tradisce, chi non sa lasciare andare. La vita e la morte coabitano, non proprio pacificamente. Matteo, la prima cosa che ti volevo chiedere è come ti è venuta l'idea di scrivere questa storia nera, che forse nera non è, forse è porpora, che è quel colore che tu racconti, che assume via via la città di Bologna? Beh, nasce da un bisogno personale di imparare a dire addio e dalla ricerca di connettere questo bisogno di mollare la presa con l'idea che quando si cerca di processare la fine di qualcosa, in particolare di un amore, è anche un funerale, un lutto. Quindi mi interessava far attraversare la dimensione delle relazioni umane, delle relazioni sentimentali da un'aura spettrale, onirica, perché il pensiero magico ha sempre fatto parte un po' del mio processo creativo, quindi è la lente attraverso la quale cerco di esorcizzare i miei pensieri, le mie angosce, le mie paure e le mie fantasticherie. Quindi in particolare era nato per gioco dall'idea che il termine homesick in inglese significhi nostalgia di casa e dal riflettere su come decostruendolo sia in realtà malato di un senso di appartenenza alla casa, come se la casa fosse un luogo perduto. E poi in realtà c'è molto anche dei miei studi universitari. Sono un ricercatore, quindi mi sono occupato di
letteratura gotica, mi sono occupato di letteratura dell'orrore, e la letteratura dell'orrore ha in realtà un profondo legame con l'idea di fare i conti con il passato, sempre, quando si tratta di morti, quando si tratta di spettri, quando si tratta di case abbandonate, eccetera. C'è un ritorno del passato che infesta il presente. E quindi era un tentativo di stabilire un dialogo con questo senso di negoziazione tra passato e presente. E in realtà in questo caso è come se il futuro fosse il vero mostro nascosto nell'armadio, quindi nasceva dal bisogno di esprimere anche una condizione di non appartenenza generazionale, se vogliamo, alle paure del futuro e ai doveri del futuro, quindi il crescere, l'imparare a cavarsela da soli, l'imparare a processare la fine di qualcosa e a camminare un po' con le proprie gambe. E ho cercato in qualche modo di condensare quelle che erano le ansie, le paure delle persone che conosco, che fanno parte del mio gruppo di persone, e non avevo alcuna intenzione di scrivere qualcosa di generazionale in senso programmatico, e però alla fine è stato anche un po' quello, è stato anche un po' cercare di raccontare chi credo che siamo oggi. Dicevamo prima che è una storia da una parte soprannaturale, ma dall'altra profondamente umana, in cui i ragazzi che vivono nella casa si ritrovano a fare i conti con cose molto potenti, come il desiderio, la menzogna, il tradimento. Che relazione c'è tra tutta questa umanità e il soprannaturale? Beh, è come se in qualche modo dobbiamo pensare la casa del romanzo come se fosse un ecosistema, un grande spazio naturale all'interno del quale si entra non sapendo che cosa si incontrerà. C'è un passaggio del romanzo in cui il protagonista viene indotto a riflettere su che cosa accadrebbe se lui si addentrasse in una foresta selvatica e incontrasse una tigre e dovesse accettare poi le conseguenze della fame di questa tigre. Quindi non colpevolizzare la tigre per essere diventato sua preda, ma semplicemente accettare che è l'aver varcato quel territorio che l'ha spinto in luoghi selvatici, e quindi si accetta il rischio quando si attraversa un luogo ostile. E mi piaceva l'idea di sovvertire l'immagine della colonizzazione della casa infestata. Spesso gli abitanti di una casa infestata cercano di scacciare gli spettri. In realtà questo voleva essere un romanzo sul capire i fantasmi, sul capire i morti, sullo stabilire un dialogo con i morti che portasse anche chi vivo abitava lo spazio della casa a riflettere sul proprio atto di colonizzazione di un luogo che è già impregnato di vite trascorse e come queste vite trascorse riverberano nei corpi e nelle vite dei vivi. Da un lato c'è un memento mori per i vivi, un ricordarsi di vivere, un ricordarsi di rischiare, quindi anche di accettare tutto quello che significa rischiare, perciò perdere, soffrire, amare, smarrirsi. E per i morti i vivi fossero di rimando una specie di cupiditas vitae, cioè come se ci fosse uno scambio, come se i morti del mio romanzo in realtà sono delle entità intrappolate in dei corticircuiti, hanno coscienza solamente di quello che è stato il momento apicale che le ha trasformate in delle anime in pena, l'irrisolto della loro vita che li ha intrappolati in una dimensione limbica che è quella del mondo dei dannati. Attraverso le vite dei vivi, queste loro nevrosi, queste loro ansie, queste ossessioni vengono reificate, vengono esaltate. E perciò c'è un dialogo in questo senso, che è anche un po' il senso del libro ed è anche un po' il senso del titolo. Amarsi volevo che fosse un verbo transitivo ma anche un verbo riflessivo, cioè quindi un imparare a amarsi e imparare ad amare e scambiarsi amore in questo senso, cioè quindi un dialogo tra corpi e un dialogo tra traumi anche. Una cosa che mi ha colpita leggendo la storia è che gli inquilini della casa hanno, sì, paura, ma sembrano avere più paura delle cose che succedono nelle loro vite. Il protagonista ha paura di lasciare andare il suo compagno Marcel, di aprire la loro coppia, ha paura, una paura quasi fisica di Mattia, un ragazzo che conosce, con cui comincia ad uscire. Sì, è infatti proprio su questo che si innesca il processo di risveglio della casa. Mi è piaciuto prima come hai definito la gatta forastica, che è proprio un diapason che il protagonista ha
che lo predispone ad ascoltare queste energie invisibili ai più e che gli permette di avvertire qualcosa oltre il reale. Ed è come se appunto le relazioni facessero eco a questa sua capacità di vedere, che in realtà poi è una capacità che tutti i personaggi della casa hanno. E quindi di conseguenza l'idea era di far sì che i rapporti umani in qualche modo smussassero il terreno della casa fino a riportare in vita queste presenze sopite fino al momento in cui i protagonisti non entrano nella casa. Perciò c'è chiaramente questo scenario di relazioni conflittuali, di relazioni complesse. Credo che la relazione più complessa in realtà sia proprio quella tra il protagonista e Gloria, che è la sua migliore amica. Era anche un fare i conti con come i rapporti di amicizia si trovano spesso a doversi confrontare con la crisi che li porta di fronte a un sentiero biforcato, quindi a non andare più nella stessa lunghezza d'onda, e il cercare di trovare la chiave, la risoluzione a un rapporto interrotto, a un rapporto complicato, compromesso dal cambiamento che è inevitabile. E quindi il futuro in questo senso spaventa perché è una terra sconosciuta, è qualcosa di cui non abbiamo contezza, e quindi non avendone contezza cerchiamo di rimanere ancorati al passato che ci sembra salvifico perché nostalgicamente ci rievoca quando siamo stati bene, quando ci sentivamo di appartenere a una persona, a un luogo, a un momento, ma che in realtà è già fantasmatico come concetto, perché l'unico momento che realmente per noi è tangibile è il presente, e quindi è come se fossimo un cursore in un continuum tra passato e presente e fossimo indecisi su dove muoverci, e l'unica scelta da compiere è quella di procedere e bruciare la nave funeraria in qualche modo e lasciare che i morti riposino in pace in qualche modo. Infatti pensavo che così come quella casa è piena di anime che non se ne vogliono andare, allo stesso modo la vita di questi ragazzi è piena di cose, persone, legami che appunto non hanno il coraggio di lasciare andare. Ed è spesso così per tutti noi ci portiamo dietro questo fardello. E ti vorrei chiedere, siamo anche noi delle specie di lumache con le nostre case sulle spalle infestate? Eh beh sì, secondo me è proprio così, cioè era proprio da quest'idea. Cioè, questo romanzo in realtà nasce proprio dal mio bisogno personale di mettere su carta che cosa significasse per me il dolore che ho provato quando il mio primo grande amore si è concluso. Quindi era proprio fare i conti con quello, fare i conti con il fatto che la vita in realtà è costellata di tante piccole morti. Ogni abbandono, ogni partenza, ogni casa che lasciamo, ogni città in cui ci trasferiamo, in realtà è un lutto. Un lutto non è necessariamente un concetto negativo, è la fine di qualcosa, la fine di chi eravamo. E inevitabilmente è come se la versione di noi che è cristallizzata in quel momento, legata a quel posto, si scollasse da noi e fosse in qualche modo legata a tutti questi spazi frammentari, questi luoghi simbolici che ci abitano. Perciò noi siamo una casa di per sé, siamo fatti di stanze murate, di corridoi ciechi e di luoghi nei quali abbiamo paura ad addentrarci, tanto quanto siamo fatti di spazi che per noi sono luoghi di accoglienza, luoghi di conforto. Quindi sì, cioè era proprio questa l'idea che mi interessava. Non a caso nell'esergo del romanzo ho citato un racconto di un giovane autore che si chiama Alessio Mosca, che ha scritto questo racconto che si chiama Gli esantemi e i lucumoni. E in questo racconto lui elabora questo rimando tra il corpo di una vecchia paziente che viene visitata e che sul corpo ha la mappa di una necropoli etrusca. Come se ad ogni organo del corpo ci fosse una corrispondenza con questo luogo primordiale, con questo luogo ancestrale che è infestato di magia, di mistero. E mi piaceva l'idea proprio di questo rimando fisico, cioè di questa manifestazione proprio carnale della geografia di un luogo impressa sul territorio della pelle. E per questo anche la casa, in qualche modo, del mio romanzo è fatta di materia organica,
proprio perché è un personaggio tanto quanto gli altri componenti del romanzo, cioè è un grande animale, un grande leviatano che aspetta il momento giusto per sconquassarsi, per agire. Senza raccontare la trama, possiamo però dire che a un certo punto i ragazzi devono fare qualcosa tutti insieme, che è una sorta di seduta spiritica durante la quale ognuno racconta un trauma, qualcosa di spaventoso che gli è capitato. Volevo farti 2 domande su questo momento che è molto importante. La prima è sull'unione che il rito richiede, cioè loro devono avvicinare le mani come si fa nella seduta spiritica e poi stringersele. Sì, è proprio in qualche modo, se vogliamo, un esorcismo nel senso classico, cioè un esorcismo si può immaginare della casa, ma in realtà è un esorcismo di quelle che sono le proprie paure, cioè è raccontare, quindi attraverso la voce, attraverso il suono che io trasmetto all'altro, la condivisione, che io nomino la paura. Infatti quello che accade spesso quando pensiamo, non lo so, ai classici dell'orrore, penso all'Esorcista, penso ad altri cult dell'horror, e durante i riti degli esorcismi vediamo nominare il demone per oggettivarlo e quindi per trasformarlo in qualcosa che noi possiamo nominare. E perciò l'innominabile diventa tangibile e attraverso la tangibilità dell'abietto, di quello che è insondabile o che ci sembrava insondabile, è possibile poi innescare una catarsi e quindi è possibile finalmente valutare la possibilità di una rinascita per i personaggi. Hai anticipato la mia seconda domanda, che era appunto se il nominare è un esorcismo. Allora te ne faccio un'altra, che riguarda il trauma specifico del protagonista. Non diremo qual è, ma la cosa interessante di questo processo che lui attraversa è l'idea che non tutto va salvato, qualcosa va lasciato là, nel pericolo, ma nel passato. Sì, è proprio quello che ti dicevo prima, cioè l'idea di riconoscere che in qualche modo il passato ci appartiene, ci abita, ma è un luogo inaccessibile, un luogo perduto, è un posto dove non ritorneremo. E quindi riconoscere questo significa possederlo, significa non rimanerne più soggiogati e quindi liberarsene. E il viaggio che il mio protagonista compie è proprio in questo senso, anche perché il mio protagonista è un personaggio senza nome. Io volevo che fosse un personaggio senza nome perché per certi versi, quando dovevo riflettere su che nome dargli, l'unico nome che sentivo di potergli dare era il mio. Però mi sembrava un atto troppo personale e anche perché questo romanzo in realtà è un esorcismo per me, avevo bisogno di allontanarlo da me, quindi avevo bisogno di silenziare questo nome. Ma al tempo stesso poi mi sono reso conto che era molto naturale non dargli un nome, proprio per il percorso che il personaggio compie durante il romanzo. Perché in qualche modo non dargli un nome significava rendere anche il mio protagonista un'anima in pena, quasi una sorta di fantasma che non sa di saperlo, cioè non sa di essere un fantasma. E perciò il momento in cui lui acquisisce soggettività piena è quando chiudiamo il libro. Cioè per me era importante che il libro si chiudesse con la prospettiva di un'indagine nell'ombra, cioè del protagonista che sceglie di addentrarsi nel buio, perché lo possiede, perché lo domina. C'è un punto dove dico che la cosa peggiore che gli sarebbe potuta capitare era di incontrare nel buio era un'altra versione di se stesso. Proprio perché questo significa che niente nello spazio dell'invisibile mi è alieno, perché io accolgo l'alterità, io metto in discussione il mio percepirmi come soggetto e quindi valico un territorio che è quello della liminalità e accetto il rischio che la mia soggettività venga sgretolata in un territorio dove tutto è ormai negoziabile e tutto diventa liquido, diventa magmatico e fluido, anche la mia identità e le mie paure. La gatta forastica di cui parlavamo prima, che si agita dentro il protagonista, è qualcosa che fa parte della sua storia familiare, no? Una sorta di chiaroveggenza, Sì. da cui non si può scappare, ma è anche il motivo per cui la casa si accende quando lui va ad abitarci. Pensi che esistano delle persone che hanno questo dono? E mentre lo leggevo pensavo che magari ce l'hai tu. Credo di avere una forte reattività all'onirico, al sinistro.
e credo che sia dovuta al fatto che sono una persona del sud Italia, cresciuta in un ambiente, in un contesto matriarcale, dove questo pensiero magico era molto vivo. C'era mia nonna materna che ogni volta che avevamo mal di testa prendeva il piatto con l'acqua e faceva il rito, sai, quello dell'olio con il pepe, eccetera. E molto spesso le capitava di sognare morti, di sognare persone che non c'erano più, di parlarci. E da noi non è una cosa da prendere alla leggera, nel senso, quando ti capita di sognare qualcuno che non c'è più, si ha quasi la convinzione, la fermezza, la tangibilità nel credere che ci voglia dire qualcosa, che dobbiamo aspettarci che accada qualcosa da quella visita notturna. E quindi io in qualche modo ho cercato di rendere omaggio a questa discendenza matrilineare, di questo immaginario che infesta la mia scrittura, perché per me l'immaginario dell'orrore credo che si carichi di una potenza rivendicativa che pochi altri generi letterari riescono a mettere in campo, perché parla molto direttamente alle nostre paure. La paura cambia nel corso del tempo per il genere umano, però è una costante in quanto tale, quindi è un canale attraverso il quale parlare direttamente a quelle che sono le ansie delle persone. E poi soprattutto la gatta forastica, in realtà da noi quando si dice Jatta Furest, che è il modo in cui lo si dice in dialetto, ci si riferisce spesso a una femmina indomabile, quindi c'è anche un'accezione misogina in questo, no? E a me piaceva l'idea di ereditare in quanto maschio questa gatta forastica, di far ereditare al mio personaggio questa gatta forastica, perché in qualche modo ravviva anche la sua identità queer, quindi la sua ibridità all'interno dello spazio del classificabile, no? Del binario maschile-femminile. E quindi lo induce anche a trovarsi nella condizione di doversi mettere allo specchio e chiedersi: io chi sono? Cioè, che cosa me ne faccio di quello che ho ereditato? A quale luogo appartengo? Da dove provengo? Provengo da chi mi ha trasmesso questo dono, o faccio parte del posto in cui vivo adesso? E se il concetto di casa si trasforma in un'idea così porosa, a che luogo appartengo? Quindi era tutto parte di un'unica idea di negoziazione con il senso di appartenenza. E fare i conti con la gatta forastica significa fare i conti con il riconoscere che l'unico vero luogo che ci appartiene è il nostro corpo. È il corpo che si fa veliero nello spazio che è il mondo. Volevo dire che anche mia nonna, che è lombarda, prendeva un piattino con dentro dell'acqua, ci metteva dei pezzi di filo bianco e me li metteva sulla fronte. Bellissimo. Quando ero piccola, non ricordo neanche per quale motivo. Come ti ho detto prima che cominciassimo questa registrazione, questo libro esula completamente dalle mie letture, nel senso che io sto lontanissima da tutto ciò che fa paura. I film, i libri. Mi sembra che il presente faccia così tanta paura che non mi devo caricare di altre paure così gratis, certo, in qualche modo, no? Ma questo libro, pur evitando di leggerlo la sera quando ero a casa da sola, mi è piaciuto molto. Ma volevo chiederti una cosa, a te che la frequenti e ti piace, che senso ha la paura nella nostra vita? Un po' l'hai già detto, ma volevo chiederti se facciamo una riflessione su questo, e che senso ha ricercarla? In realtà io, al contrario di quello che si può pensare, sono un fifone. Guardo molti film horror, leggo abbastanza letteratura dell'orrore, però c'è qualcosa di insondabile che mi attrae verso la paura. E in realtà spesso mi trovo nella situazione in cui, quando scrivo qualcosa ed è qualcosa che ha una deriva orrorifica, a fare fatica nel cercare di documentarmi se devo raccontare qualcosa nello specifico, proprio perché c'è questo limite. Però penso anche che sia un atto dovuto verso gli altri, quello di educare al linguaggio della paura, perché è sempre un discorso relativo all'educare all'altro, cioè educare a quello che noi consideriamo abietto, quello che Giulia Kristeva definiva come abietto. Noi ci percepiamo come io, e ci serve un altro per poterci continuare a percepire gerarchicamente come soggetti. Quindi in realtà c'è un'espressione bellissima che usa Guillermo del Toro quando ritira l'Oscar al miglior film per The Shape of Water, che è: i mostri sono i santi patroni dell'imperfezione. E credo che abbia senso, perché
il mostruoso annulla il concetto di perfezione, annulla il concetto di soggettività piramidale, e quindi la paura è un canale attraverso il quale poter riflettere sul modo in cui esercitiamo potere e creiamo dinamiche di subalternità, creiamo spazi che sono gli spazi della norma e gli spazi della devianza, volendo. Quindi è un territorio che per me è anche rivendicativo esplorare, è importante perché per me ha un enorme potenziale creativo, proprio in questo senso, cioè sento che il lavoro che faccio a contatto con la letteratura speculativa è un lavoro anche ideologico e politico, se vogliamo, prendendo il termine per quello che è. E quindi è un mio modo di fare resistenza. Ma chi l'horror lo frequenta invece? Secondo me non pensa a tutte queste cose. Dipende, credo che ora ci sia una nuova generazione di horror che ha una grande coscienza del potenziale dell'orrore. Penso a tanti registi come Julia Ducournau, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes per Titan, adesso uscirà con Alpha. Penso a Robert Eggers, regista di The Witch, che indaga la soggettività femminile in un contesto come quello del New England del Seicento, e quindi che cosa significava per una ragazzina analfabeta diventare una strega. Come anche Ari Aster, che è il regista di Hereditary, che esplora il concetto di maternità come anche quello del rapporto madre-figlio. Quindi c'è un modo interessante di raccontare l'orrore. E penso anche a una grande scrittrice argentina che sta andando moltissimo, che è Mariana Enriquez, che è famosa per una raccolta di racconti che si chiama Le cose che abbiamo perso nel fuoco. E lei in realtà all'interno dei suoi romanzi, come dei suoi racconti, cerca di negoziare con il passato argentino, cioè con il passato della dittatura di Videla, di negoziare con una società che è quella attuale, che ha ricostruito un'idea di democrazia o comunque di liberalismo sui cadaveri, cioè sui morti nascosti sottoterra, sui desaparecidos, e quindi mescola l'elemento gotico con l'elemento politico, del trauma politico, della dittatura, che è comunque fondante all'interno della cultura e della società latinoamericana. L'horror è politico, quindi. L'horror è molto politico, lo rivendico. Abbiamo dato voce a Amarsi in una casa infestata di Matteo Cardillo, Mercurio Edizioni. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Cosma Castellucci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. Il fonico di studio è Luca Possi.